In aula a Palazzo Ferrofini oggi dalle 14:30 seduta all'insegna della fiducia, così su richiesta del presidente di regione Luca Zaia per accelerare l'approvazione dei progetti di legge. Serve a snellire i procedimenti nell'eventualità ci fossero degli intoppi come quello successo l'anno scorso sulla riforma della sanità. Quindi non c'è alcun malumore tra la maggioranza, come si era ventilato da alcune parti? Assolutamente la maggioranza è più compatta che mai e l'abbiamo visto anche ieri con la ricarica che ci hanno dato i militanti a Pontida. Siamo più convinti che mai, nessuna crepa nella maggioranza. Ci sono regioni di sinistra, di centrodestra che usano e hanno a disposizione questo strumento, non si capisce perché il Veneto non possa averlo. Non è una questione di Zaia piuttosto che della maggioranza, è una questione di equità rispetto a tutte le altre regioni che possono avere una marcia in più rispetto a noi. Seduta tuttavia ampiamente contestata dalle opposizioni che parlano di richiesta superflua. È, come dire, solo voglia di comprimere ulteriormente gli spazi di democrazia del Consiglio, che peraltro nelle sue discussioni ha i tempi contingentati. Quindi noi l'abbiamo detto in aula e lo ripeto anche qui ai veneti che ci ascoltano e ci guardano. Seduta di fiducia inoltratasi fino a tarda serata e che verrà ripresa nel corso delle prossime giornate d'aula.